Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Faccio una brevissima introduzione a un'intervista che è stata registrata il 16 di ottobre scorso e che apre da qui ai prossimi lunedì e martedì delle prossime settimane fino al 25 di marzo, il giorno in cui la Corte di Cassazione deciderà in merito alla vicenda della strage di Erba, che da tanti anni stiamo seguendo come paradigma di un minimo di civiltà giuridica in questo paese. Come sapete è una questione che ormai ha assunto un rilievo di carattere generale per questa rubrica e per questa radio, perché è un tornante di civiltà giuridica e di civiltà tout court, in presenza di una quantità di punti di domanda, di punti interrogativi, di cose che non tornano e di cose assolutamente chiare ma confliggenti con le sentenze che si sono consolidate negli anni, che sono francamente intollerabili in una società normale, normalissima, non particolarmente brillante e virtuosa. Detto questo, da oggi appunto comincerete, l'abbiamo già sentita in realtà la settimana scorsa la professoressa Caso, ma da oggi comincerete a sentire una serie di interviste, oltre che agli avvocati difensori, in particolare all'avvocato Schembri, alla grandissima quantità di persone e qualità anche, verrebbe da dire, lo ascolterete, alle persone comunque di grande spessore che hanno prestato gratuitamente la loro opera come consulenti. Stiamo parlando dei principali esperti nei loro campi e oggi proporremo un'intervista purtroppo a una persona che è improvvisamente deceduta poco fa, il 7 di febbraio, l'8 di febbraio, se n'è andato improvvisamente per un malore improvviso l'ingegner Paolo Rabitti, che potrete ascoltare tra poco. È uno dei consulenti, dei numerosi consulenti di cui si è avvalsa la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la revisione. La Cassazione deciderà il 25 di marzo prossimo in merito al fatto che è stata bocciata dalla Corte d'Appello di Brescia la possibilità di aprire il processo di revisione. Naturalmente la difesa ha fatto ricorso, la Cassazione dirà se la Corte d'Appello di Brescia ha avuto ragione, diciamo così, nel dire no alla revisione o se si riapre finalmente la vicenda processuale il 25 marzo. In attesa di quello noi proporremo le interviste che abbiamo già raccolto per auto da fè in queste settimane. Quella che segue è appunto un'intervista del 16 ottobre scorso all'ingegner Paolo Rabitti, che molti forse conosceranno perché è uno dei principali protagonisti delle indagini in materia ambientale. Ha indagato con il pubblico ministero Felice Casson, ha dato la sua opera di consulente per la vicenda del petrolchimico di Marghera, per il petrolchimico di Mantova. Grazie ai suoi lavori è riuscito a connettere alcuni orribili tumori all'inquinamento ambientale generato da aziende private ma anche da amministrazioni pubbliche che chiudevano gli occhi. Ha fatto tanto per la salute pubblica, ha fatto tanto anche per la verità e si è speso anche in maniera molto precisa per questa vicenda relativa alla strage di Erba. Ne avevamo già parlato a novembre con l'avvocato Schembri in un'intervista che è stata ripresa anche da Edoardo Montolli sul suo fronte del blog.it. Trovate il riferimento anche nel post che abbiamo fatto sulla nostra pagina Facebook della radio e che vi invito a consultare perché lì trovate anche l'intervista con l'ingegner Rabitti che abbiamo fatto nel novembre scorso. Questa è inedita, adesso vi lascio all'ascolto e intanto un pensiero di grandissima vicinanza, oltre che di grande dolore per la morte improvvisa dell'ingegner Rabitti, e di grandissima vicinanza alle persone a lui care, a lui vicine e ai suoi familiari. Era una persona anche di grande generosità individuale, umana, semplice e però un tecnico straordinario. Per la vicenda relativa alla strage di Erba ha fatto una consulenza molto importante, che è sicuramente uno degli elementi nuovi che sono entrati in questa vicenda, che però non hanno portato alla revisione. Speriamo che la Corte di Cassazione ci consenta di ritornare anche su questo che sentirete adesso. Per cui buon ascolto e con grande dolore ma anche con grande riconoscenza un pensiero per l'ingegner Paolo Rabitti. Buon ascolto, buona mattina. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando, bentrovati qui alla rubrica Auto da Fè. Oggi ospite Paolo Rabitti, ingegnere, urbanista, docente universitario, consulente tecnico di numerosi tribunali in Italia. Si è occupato di processi su questioni ambientali di primo piano, l'inquinamento ambientale, dal petrolchimico di Marghera ai rifiuti in Campania. È autore di diversi libri, tra i quali Ecoballe, sulla questione dei rifiuti in Campania, ma anche Cronache dalla chimica e Diossina, la verità nascosta, un super tecnico indipendente indaga su Seveso e la sua eredità di bugie, edito da Feltrinelli
nel 2012. Intanto buongiorno, ingegner Rabitti e grazie. Buongiorno a voi. Allora, noi ci risentiamo, ci eravamo già sentiti prima delle udienze per il processo di revisione per la strage di Erba. Lei ha fatto una consulenza per conto degli avvocati difensori dei due condannati che si sarebbero rivisti nelle vesti di imputati se si fosse aperto il processo di revisione, cosa che la Corte d'Appello di Brescia ha reputato impossibile e ha rigettato le istanze presentate per la revisione del processo. Allora lei ha fatto una consulenza che è entrata fra le richieste di acquisizione di elementi di prova da parte della difesa. No? La difesa chiedeva di acquisire anche la sua consulenza per un confronto in tribunale che non c'è stato. Non c'è stato su nessuno degli elementi di prova che sono stati sottoposti alla Corte d'Appello di Brescia. Vogliamo ripercorrere, ingegner Rabitti, il suo lavoro alla luce anche delle parole che la sentenza spende sul suo operato. Che cosa aveva fatto l'ingegner Rabitti? Io recito qui da pagina 71 della sentenza che ha rigettato il processo di revisione per la strage di Erba. L'ingegner Rabitti, scrivono i giudici della Corte d'Appello di Brescia, analizza i tabulati dell'Enel. Lei mi interrompa se c'è qualcosa che non torna, anche nelle parole dei giudici. L'ingegner Rabitti analizza i tabulati dell'Enel relativi ai consumi di energia elettrica nell'appartamento di Raffaella Castagna, cioè l'appartamento teatro della strage, nel periodo fra il 4 e l'11 dicembre 2006. L'11 dicembre è il giorno in cui si commette la strage. E pur sottolineando, scrivono i giudici di Brescia, che sono completi solo per alcuni giorni, questi tabulati dell'Enel, evidenzia che in varie giornate, nonostante Raffaella Castagna andasse a lavorare verso le 13:30, e quindi l'appartamento doveva essere vuoto, nel pomeriggio era registrato un consumo di energia che non potrebbe essere attribuito soltanto al frigorifero, perché nell'appartamento non vi sarebbero stati elettrodomestici attivabili a distanza o programmabili, e ne deduce che qualcuno si intratteneva nell'appartamento in assenza della proprietaria. Fin qui è corretto, ingegner Rabitti? Insomma, io lo vedo in un altro modo. Mi dica. Io ho praticamente allegato la prima consulenza, che ho fatto fare in 2 giorni perché me l'hanno chiesto proprio di farla al volo, tramite le foto che sono state scattate, che di cui parla dopo la sentenza che lei mi ha mandato, che sono state scattate subito dopo la strage, e ho elencato tutti gli elettrodomestici che c'erano nell'appartamento, allegando le foto, indicando gli elettrodomestici. Sì. Io non ho capito perché dovrebbe essere stato attribuito solo al frigo, perché c'erano degli altri elettrodomestici, e quindi anche questa cosa non mi pare corretta. Comunque vado pure avanti. Vado avanti. Il pomeriggio dell'11 dicembre 2006, in particolare, i tabulati, scrivono ancora i giudici della Corte d'Appello di Brescia, dimostrerebbero un consumo compatibile con l'uso del televisore dalle 14:15 alle 15:15. Un consumo compatibile, siamo nel giorno della strage, con l'accensione le ore prima della strage, nel pomeriggio. Un consumo compatibile con l'accensione di una o più lampadine tra le 15:30 e le 17, e a partire dalle 17:15 un aumento dei consumi vistoso, compatibile con l'utilizzo di uno o più elettrodomestici. Alle 17:45 il contatore si azzera e la causa del distacco, che l'Enel a suo tempo aveva escluso potesse essere stato determinato da un superamento di potenza stante la modestia dei consumi, non sarebbe determinabile la causa del distacco. Vabbè, fin qui è quello che ho scritto io, Certo. ovviamente. La prova è oggettivamente nuova, scrivono i giudici, cioè quello che lei ha notato, una sua consulenza, fornisce una prova nuova, Ecco, o per meglio dire un elemento di prova. sì, dammi un attimo. Sì, Cioè, io ho letto dai giornali, perché non ho letto la sentenza, che non c'erano nuove prove. esatto. Mi vengono a dire che c'è una nuova prova. Allora, se c'è una nuova prova con una cosa così importante e complicata, secondo me forse valeva la pena di andarla a approfondire sta prova, Certo, non di certo. farla poi. Perlomeno, ingegnere, lei mi insegna, li ha frequentati molto più di me i tribunali e più professionalmente, che quantomeno questo debba essere assunto come elemento di prova e soggetto a verifica. Non so cosa dire, insomma. Però dicono che non c'erano nuove prove, poi dicono che c'è una nuova prova, poi la tagliano fuori in 2 righe. Comunque vabbè, andiamo pure avanti. Allora, andiamo avanti. Questa è una prova nuova e questo non è in linea con quello che è stato scritto su questa sentenza, no? Non è vero dunque che non c'erano prove nuove. La sua consulenza ne forniva almeno una nuova.
Perché? Perché non erano stati i tabulati oggetto di consulenza nei precedenti gradi di giudizio, quindi è nuova la prova. Al di là della relazione dell'Enel sulle cause del distacco di corrente delle ore 17:45, perché 2 ore e un quarto prima della strage è stata staccata la corrente, che lo si rammenta, Olindo Romano si è attribuito, ma inidonea, la relazione dell'Enel, a dimostrare la presenza di estranei all'interno. Chiedo scusa, ingegnere, ho fatto confusione io. La prova è oggettivamente nuova, ma scrivono i giudici, non è idonea a dimostrare la presenza di estranei all'interno dell'appartamento il giorno della strage e ancor meno è idonea a scardinare le confessioni e il complessivo compendio probatorio. Perché? Perché questa sua consulenza, dicono i giudici, parte dal presupposto, che non è dimostrato, che nell'abitazione non ci fossero altre apparecchiature che quelle prese in esame dal consulente, cioè da lei, ingegner Rabiti, sulla scorta delle fotografie eseguite in sede di rilievi, come per esempio uno scaldabagno, una caldaia dotata di termostato, e Ecco, ciò nonostante i tabulati mostrino analoghi consumi nei medesimi orari anche nei giorni feriali precedenti a quello della strage, che dunque non si differenzia dagli altri. Qui forse vanno fatte un po' di precisazioni, ingegnere, no? sì, aspetti, vabbè, la questione è questa qui intanto, mi sta chiamando qualcuno che non so chi, poi non lo scrivete, andiamo avanti così. Sì, Allora, dice che, le apparecchiature nonostante non vi fossero altre apparecchiature che quelle prese in esame dal consulente, come ad esempio sì. uno scaldapagno o una caldaia dotata di termostato. Mh. Ma forse questi qui non han mica letto le consulenze, perché io nella risposta che avevo dato alla nota che aveva fatto prima la procura a suo tempo per contestare la mia consulenza, ho scritto una risposta dove sono state considerate 21 tipi di caldaie diverse, più o meno risalenti a quell'epoca lì, che mi danno un consumo di circa 130, un consumo massimo sui 21 tipi di caldaie di 130 watt, no? Sì, 130 watt. E quindi ho escluso che ci fosse uno scaldabagno elettrico, perché se uno c'ha una caldaia a gas, non capisco perché debba usare uno scaldabagno Certo. elettrico. Tra l'altro quell'appartamento lì era nuovo, e quindi non si capisce cosa voglia dire questa cosa qui. Io li ho considerati tutti questi elettrodomestici qua. Se loro non han mica letto la consulenza o l'hanno ignorata perché gli dava fastidio, questo non lo so. Ingegnere, c'è un altro passaggio. I tabulati mostrano analoghi consumi, scrivono i giudici, nei medesimi orari, anche nei giorni feriali precedenti a quello della strage. E questo cosa significherebbe? Che In perché pratica quello che i magistrati dicono che il giorno della strage dunque non si differenzia dagli altri, ma questo va a rafforzare il fatto che lì ci fossero degli estranei, non a a parte diminuirne la portata. che io l'ho scritto nella consulenza. Cioè nella consulenza ho scritto che si evidenziava una presenza di estranei, quando tutti i giorni dopo che la Raffaella andava a lavorare, in tutti per tutti i giorni di cui avevo a disposizione i dati. Perché Appunto, ma mi scusi, ingegnere, allora se tu mi dici che anche nei giorni precedenti la strage c'erano degli estranei, questo dal mio punto di vista di persona normodotata, da un punto di vista della logica, va a rafforzare l'idea che lì c'erano degli estranei, non a escludere, quindi il giorno della strage non si differenzia dagli altri perché lì c'erano degli estranei. Però 2 righe prima tu mi dici che la consulenza non dimostra che ci fossero degli estranei. C'è ah, qualcosa che non mi quadra. beh, non quadra nessuno, cioè è che non c'è un contraddittorio su questa cosa qui, lo potevano scrivere anche che la luna è una formaggia, come dicono da noi. Eh, Mi scusi ingegnere, io voglio tornare su questo punto, no, ma proprio perché, voglio fugare qualsiasi mia debolezza mentale, diciamo così, nel comprendere questo ragionamento. Allora i giudici dicono che, la prova è nuova, ma non è tale da dimostrare la presenza di estranei, il giorno della strage, nell'appartamento della strage, perché parte dal presupposto che nell'abitazione non ci fossero altre apparecchiature come il famoso scaldabagno o la caldaia dotata di termostato, che però non c'erano. no, la caldaia c'era, io l'ho evidenziata anche
nella consulenza ho evidenziato che c'era una tubazione in rame che andava dietro praticamente i pensili della cucina, con una freccia in cui diceva scaldabagno. E poi ho scritto che lo scaldabagno c'era, e ho cercato di capire nella seconda parte della consulenza, quando loro avevano fatto le osservazioni, ho elencato i dati tecnici di 21 tipi di caldaie, tra i quali il massimo consumo era 130 watt, no? Sì. Sente che il consumo poco prima del distacco della corrente era 450 watt, mi pare, occhio, una roba così. E che non è giustificabile dalla presenza degli elettrodomestici all'interno dell'appartamento. Punto, ciao, cioè non c'è niente da discutere su questa cosa qui. Sono dati di fatto. Quindi lei che idea si è fatto? Cos'è successo lì per far saltare la corrente? Perché far saltare la corrente c'erano due modi: o far saltare o abbassare i salvavita che erano nell'ingresso, o aprire un armadietto esterno e poi abbassare i contatori nell'armadietto, il contatore nell'armadietto. Però se andiamo all'ultima riga che lei mi ha Sì. c'è scritto che l'armadietto era protetto da un blocco rimovibile con una chiave che c'erano solo i condomini. Cioè, che è una cosa ridicola, perché l'armadietto è chiuso da una levettina lunga 4 centimetri con una la cosiddetta serratura, che è fatta da un quadrato, come le serrature dei finestrini dei treni, solo che questa si muove e basta, a un soffio di vento, che bastava una qualsiasi pinza da elettricista, quelle lunghe, o qualsiasi altra cosa, aprirla. Non c'è nessun problema aprire una roba del genere. Uno che ha un minimo di cognizione di queste cose la apre in un secondo e mezzo, no? Quindi questo smentisce il fatto che il quadro dei contatori, come scrivono i giudici, fosse protetto da un blocco rimovibile con una chiave che possedevano solo i condomini. Non è così. Ma sono balle, cioè, quello lì se lo apre anche un bambino per fare con un fil di ferro o con qualsiasi cosa. Ecco, ma lei ha capito, torno su questo perché è un elemento centrale, mi perdoni ingegnere, ma lei ha capito perché la sua prova oggettivamente nuova non è idonea a dimostrare la presenza di estranei? Anche se poi i giudici dicono però se c'erano anche i giorni prima, quindi il giorno della strage non c'è problema perché c'erano anche i giorni prima. Lei ha capito questo passaggio? Ascolti, io faccio il tecnico e ho verificato i consumi. I consumi dicono che lì c'era qualcuno che consumava. E siccome Ecco, mettiamola così, in un appartamento nel quale non ci sarebbe dovuto essere nessuno, non si potevano registrare i consumi che lei ha registrato, ha visto. No, che ha registrato l'Enel, mica Sì, registrato. sì, certo, che lei ha analizzato, diciamo, sui tabulati dell'Enel. No, assolutamente no. Anche perché questi parlano della caldaia, io ho dimostrato che la caldaia aveva dei consumi molto inferiori a quelli che sono stati registrati, però ho scritto anche che siccome la Raffaella non credo che navigasse nell'oro, quando uno va fuori abbassa il riscaldamento, oppure lo regola in modo che stia basso, intanto che lui è fuori. E poi ci sono comunque, diciamo, variazioni nel livello di consumi che indicano che lì c'era qualcuno che azionava dei dispositivi sostanzialmente, no? Guardi, adesso non traiamo conclusioni. Mettiamola così, vuol dire che i dispositivi sono entrati in funzione. Sì. C'era qualcuno? Non lo so, però il problema è che se non c'è nessuno lì ci deve essere dei radiocomandi devono azionare gli elettrodomestici dall'esterno. Io, tutti gli elettrodomestici che abbiamo visto, e anche insomma nessuno aveva la possibilità di essere azionato dall'esterno, anche perché allora, cosa che si parla, non mi ricordo bene, ma si parla di 20 anni fa quasi, no? Sì.
erano così diffusi gli elettrodomestici ad azione esterna. Poi che senso aveva per la Raffaella che andava a lavorare a azionare qualcosa dall'esterno? Certo, a distanza, certo. E se proseguo perché tra l'altro è molto scarno il passaggio, c'è una paginetta con cui si liquida, mi verrebbe da usare questo verbo, la sua consulenza, no? Secondo il consulente, scrivono ancora i giudici, il dato, cioè il dato dei consumi di cui sopra, pur se non dirimente ai fini della ricostruzione degli avvenimenti del giorno della strage, consentirebbe di ipotizzare che anche in altre giornate della stessa settimana l'appartamento fosse frequentato da estranei. Ma questa circostanza, scrivono i giudici, è priva di oggettivi e affidabili elementi di riscontro. Quindi non ci sono. Che ha saltato una riga, se ho capito bene. La Sì, leggo io così che ci capiamo. sì, sì. Allora, secondo il consulente, il dato, pur se non dirimente ai fini della ricostruzione degli accadimenti dell'11 dicembre 2006, consentirebbe di ipotizzare, in accordo con le osservazioni difensive alla cosiddetta pista Alternativa. alternativa legata a vendette trasversali tra bande di spacciatori, anche in altre giornate della medesima settimana l'appartamento fosse frequentato da estranei Mentre mentre Raffaella era al lavoro. al lavoro, ma la circostanza è priva di oggettivi e affidabili elementi di Di riscontro, riscontro. non essendo, come meglio si dirà, le sommarie informazioni rese da abdicais. Allora, chiariamo bene, io che ci fossero dei spacciatori o cose di questo genere non lo so proprio. Certo. Cioè, io non ho ipotizzato niente perché io questa cosa qui non la sapevo, anche perché quando mi ha chiesto di fare questa consulenza mi ricordavo che 10 anni fa c'era stata questa questione, ma basta, non sapevo niente. Però se si accendono gli elettrodomestici, qualcuno li usa. Che sia uno spacciatore o che sia un professore universitario non importa, diciamo, lì c'è Sì, qualcuno che accende gli elettrodomestici. può essere anche stata la scimmia che è addestrata, non so, ma Certo, proseguo perché anche su. però che c'è una questione secondo me interessante. Mh, Io adesso, visto che stiamo parlando, posso sì, fare un'ipotesi che insomma, nella consulenza non ho mica scritto, però mh. la questione è questa: ma se dentro lì c'è qualcuno che fa andare gli elettrodomestici e qualcuno vuole o far fuori o comunque cercare qualcosa a casa della Raffaella e vede magari che c'è luce accesa o c'è qualcuno, cosa fa per mandarli fuori? Stacca la corrente. Certo. Quindi è questo il motivo per cui è stata staccata la corrente in quell'ora lì. 2 ore prima o 2 ore e mezzo prima che tornasse la Raffaella, per mandare fuori la gente che c'era dentro. E questo chi l'avrebbe fatto? Qualcun altro, diciamo, interessato a mandar fuori questa Quello gente qui. col contatore. Mh. Colui che ha diciamo azzerato il contatore, cioè che ha spento il contatore, Che ha staccato, giusto? diciamo il Che ha termine. staccato, esatto, e usiamo il termine giusto. Mi perdoni, io uso termini sbagliati. Comunque, chi ha staccato il contatore lo ha fatto per far sloggiare, diciamo, gli occupanti, lei dice in sostanza. Secondo me sì. Mh. Anche perché, volendo o nola saran stati mica tanto furbi come evidenziato dalle cose che son successe, ma, abitavano lì sotto e lo sapevano benissimo se c'era qualcuno che ci andava avanti e indietro tutti i giorni, insomma. Sì, sì. Quindi Allora, sì, questa è una notazione interessante. Ingegnere, proseguo proprio passo passo. Il successivo capoverso, contiene queste affermazioni. I giudici scrivono: "Il fatto che anche in altre giornate feriali si registrino analoghi consumi di energia nelle medesime fasce orarie, cioè nel pomeriggio, d'altronde smentisce indirettamente la tesi del superamento di potenza già esclusa dai tecnici dell'Enel in fase di indagini, essendoci il distacco del contatore verificato solo il giorno della strage." non è vero, questo proprio non è vero, perché l'Enel in fase di indagini ha escluso che il distacco si sia verificato per un superamento della potenza diciamo utilizzabile al Sì, contatore per l'utenza familiare, ma la potenza è 3 kilowatt e lì il massimo che è stato verificato era 0,4 kilowatt, cioè 400 e qualcosa watt. E quindi questa non è vera questa cosa qui. Anche perché, se ricordo bene, o siccome ho letto, mh, ehm, la relazione l'Enel s'era detta disposta a eseguire una perizia per conto della procura.
perizia che non le è mai stata affidata a tempo. E sai, Sì. la perizia 2 giorni 10 giorni dopo che era successo il fatto è diversa che seguirne un'altra una decina o 15 anni dopo. Certo, certo. Però il fatto che sia smentita la tesi del superamento di potenza non è vero. No, ma io non ho mai detto che la potenza è stata superata, perché la potenza che ha sono 3 kilowatt e fra l'altro per staccare il contatore deve, credo, superare i 4 kilowatt per un tempo, non mi ricordo Sì. comunque un tempo piuttosto consistente. La potenza di 3 kilowatt non ci si è neanche lontanamente arrivati, perché la potenza Sì. che è stata rilevata dalla stessa Enel era 0,43 kilowatt, Sì. cioè 130 E allora praticamente. perché i giudici introducono questo elemento del superamento di potenza secondo lei, ingegnere? Perché si sono sbagliati. Semplice, questa è la versione più, insomma, più Allora, favorevole. le leggo un altro passaggio. Come già osservato in precedenti sentenze, il distacco della luce nell'appartamento della strage era utile ai coniugi Romano, Olindo e Rosa, perché avrebbe imposto a Raffaella Castagna di riaprire o lasciare aperta la porta per andare a controllare i contatori, consentendo loro di accedere all'appartamento e di assalirla. Mentre il distacco della luce non avrebbe avuto alcun senso per gli ipotetici estranei frequentatori che dopo aver usato, secondo la tesi del consulente, cioè la sua, ingegner Rabitti, il televisore e altri elettrodomestici, avrebbero poi staccato il contatore rischiando di essere sorpresi da qualche condomino con ore di anticipo sul rientro della castagna per attenderla al buio anziché più semplicemente nascosti in qualche stanza. Che ne dice? Cioè, praticamente quelli che usano la corrente invece di staccare la televisione vanno giù a staccare il contatore perché? Ma io non ho mai detto questo. Non ho mai detto che sono stati loro a staccare il contatore, perché dovevano staccarlo? Che senso aveva? E loro, i giudici, dicono secondo la tesi propugnata dal consulente. Se non so che consulente si riferiscano, ma io non ho propugnato questa tesi assolutamente. Io ho detto che lì c'erano delle persone e che è stato staccato il contatore. Punto. Questa tesi qua se la sono inventata loro. E allora mi scusi, torniamo a bomba prima di salutarci, torniamo all'inizio. Questa è una prova nuova. Lei ha portato una prova nuova. Lei si è spiegato per quale motivo questa prova nuova non è stata acquisita e quindi poi esaminata? Vabbè, guardi, la risposta se l'è data da solo. Mh. Perché insomma, se la prova era nuova, io devo ascoltare l'ingegner Rabitti, fargli magari delle osservazioni, delle domande, capire meglio, però insomma siamo davanti a un fatto. Lì dentro c'era della gente in quell'appartamento, questo possiamo dirlo sostanzialmente, alla No, luce. quello che possiamo dire è che dentro in queste note che ho mandato ci sono delle cose non vere, punto. E Cioè, questo mi sembra un po' è preoccupante per una vero, sentenza. quando un dato in matematica, in engineering, quando un dato può essere o vero o falso. Non ci sono alternative tecnicamente. Dopo, quando si parla di giudici, di avvocati e cose del genere, le questioni cambiano. Infatti, quando vi dicevo: "Ma questa roba è falsa", mi dice che Casson mi diceva: "No, non scrivere che è falsa, scrivi che non è vera". Va bene, questa roba qui non è vera. Che dopo non sia vera per quali motivi io non lo so. So che, per esempio, questa storia qui dell'Enel che abbiam detto prima, non è vera. Mh. Non può essere vera, ma non può essere vera, come ripeto, perché il consumo massimo che si è verificato lì era circa 1/10 del massimo possibile prima che si staccasse il Sì. contatore. Quindi non si discute che lì non è stato staccato per superamento di potenza, non è saltato il contatore per superamento di potenza, su questo non c'è dubbio. È stato staccato da No, qualcuno. assolutamente no. Mh. Poi non so, adesso non so cosa dire, insomma, comunque le cose scripta manet, speriamo, cosa vuoi che le dica. Allora ingegnere, io la ringrazio perché abbiamo capito che insomma in questi passaggi di questa sentenza c'è qualcosa che non quadra, diciamo. Ci sono affermazioni che lei ha ritenuto come in armonia con quello che diceva il giudice Casson, non vere, mettiamola così. Gliel'ho dimostrato ampiamente, comunque sono
disponibile a leggere qualsiasi confronto su questa cosa qui. E il confronto sarebbe dovuto accadere in un'aula di tribunale, però non è andata così. Per la nuova. Allora, io ringrazio davvero l'ingegner Paolo Rabitti, grazie per questa sua conversazione che sarà messa insieme a tante altre, perché voi consulenti avete fatto un lavoro enorme per questa vicenda, nonché gratuito. E quindi io da cittadino non faccio che ringraziarvi perché avete portato elementi di riflessione per quanto trascurati dai più. E alla fine anche dalla sentenza, mi pare di capire. Quindi grazie ingegnere. Prego, buonasera. Avete ascoltato Autodafè.